Le pagine web del Consiglio regionale, come quelle di coloro che sono stati amici, conoscenti e colleghi di Pierluca Donin, sono colme di ricordi e di apprezzamenti e di rammarico e di costernazione per la sua scomparsa. Il presidente della Regione Veneto, di cui fa parte il circuito Arte Ven, che lo vedeva alla direzione generale, ha affermato: la scomparsa di Pierluca Donin lascia un profondo vuoto nella cultura del Veneto, in particolare nel campo del teatro e dello spettacolo in generale. Oltre ad essere un artista lui stesso, attore, autore, regista, è stato capace di rendere Arte Ven una delle istituzioni culturali più importanti della nostra regione, riconosciuta a livello nazionale, in grado di valorizzare gli spettacoli dal vivo, attirando nella nostra regione grandi produzioni teatrali e attori di fama. Davvero ci mancherà molto. Parole di cordoglio per la scomparsa di Pierluca Donin come direttore di Arte Ven e come uomo. Alla famiglia e ai colleghi di Donin giunga il mio pensiero, conclude Zaia, e il cordoglio della Regione del Veneto per questo lutto inatteso e improvviso. Tutto l'impegno profuso nel valorizzare gli spettacoli dal vivo resteranno come prezioso patrimonio da conservare e potenziare. Come ci ha reso noto il sindaco, in occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino. Il pomeriggio di oggi, fino alle 17, i negozi di Chioggia Sottomarina rimarranno chiusi, a ribadire un lutto a cui partecipa tutta la città.